Buongiorno e ben ritrovati dalla splendida Cortina d'Ampezzo, protagonista assoluta del mondo dello sport, le Olimpiadi e Paralimpiadi in queste settimane. Vi faccio vedere, siamo in diretta in una giornata meravigliosa con almeno 13 gradi, Corso Italia, possiamo far vedere con Tommaso Migot, e stiamo per iniziare un nuovo approfondimento in questa settimana sul tema dell'esportiamo l'inclusione, dai mari ai monti. L'inclusione non va in vacanza, l'orologio olimpico come vedete ormai segna 0, perché siamo vicini alla conclusione di questo grande spettacolo delle Paralimpiadi anche nelle prossime ore, ed eccola qua la nostra sede, la Casa delle Regole, che in queste settimane, come sapete con i tanti collegamenti che abbiamo fatto, è Casa Veneto. Eccolo qui il leone. Grazie a Tommaso, ma vi faccio vedere, entrando insieme, arriviamo al nostro salottino per questo approfondimento di un'ora che ha numerose sorprese. Ce n'è un'altra, qui in particolar modo, anzi due, le fiaccole, quella delle Olimpiadi conclusesi pochi giorni fa e quella delle Paralimpiadi che appunto qui campeggiano. Vieni Tommaso che facciamo vedere un'ultima cosa, qui siamo ancora in diretta con i nostri approfondimenti di Antena 3, fai solo vedere qui, perché è indifferita lievemente rispetto a noi, questa immagine storica, alcune immagini storiche della Cortina del 1956. Quella è la nostra sede. Tra poco iniziamo l'approfondimento, prima vediamo un estratto di un video che hanno realizzato proprio per raccontare cos'è il turismo sociale. Tra poco. Ho avuto modo di incontrare persone che mi hanno piacevolmente stupito, che nonostante le loro difficoltà sono arrivati a fare cose che anche persone normali non riuscirebbero a fare, e questo mi dimostra che la disabilità non è un qualcosa che ti ferma, ma un qualcosa che ti può spingere a fare di più, a impegnarti di più. Decisamente a 25 anni perdere un braccio per un ragazzo orgoglioso come me è stato abbastanza traumatico, soprattutto dovevo imparare io ad accettarlo. Quando l'ho accettato ho ricominciato a vivere. Bene, torniamo in diretta da Casa Veneto, ci siamo accomodati adesso nel nostro salottino. Comincio a presentarvi gli ospiti di oggi. Paola Roma, assessore ai servizi sociali per la Regione del Veneto. Buongiorno, ben trovata, assessore. Buongiorno, grazie a voi. Abbiamo moltissime cose da dire e quindi dopo le affronteremo tutte insieme. Al fianco dell'assessore c'è Davide Giozzet dell'associazione ASSI, Associazione Sociale Sportiva Invalidi. Buongiorno Davide. Buongiorno a tutti. Ha un campione su tanti fronti, dopo lo diremo. Saluto e ringrazio anche Anna Della Lucia, Opera Diocesana Assistenza Religiosa di Belluno. Buongiorno, ben trovata, Anna. Grazie, buongiorno. Qui invece per le aziende sanitarie saluto Simona Sforzin, ULS 4. Buongiorno a tutte e tutti. E al suo fianco, sempre responsabile per i servizi sociosanitari, Paola Paludetti, invece ULS 1. Buongiorno a tutti. Come sempre in questa settimana straordinaria abbiamo una sorpresa, oggi sono loro due, quindi voglio ringraziare l'Asolo Musica, abbiamo Ernesto Campagnaro e Riccardo Baldizzi, due campioni assoluto, dopo ve lo dirò, vi spiegherò tutto, diplomati, massimo dei voti, violino e violoncello. Buongiorno, bentrovati. Dite, avete il microfono, no? Cominciamo da voi, va bene? Sì, penso di sì. Io ti sento, però insomma, quindi penso anche a casa, nella migliore delle ipotesi. E siamo felicissimi di essere qui. Il primo brano che volevamo proporre è il secondo movimento dal concerto L'Inverno, in omaggio a queste bellissime Olimpiadi,
che è stato scritto da Vivaldi e richiama un po' proprio tramite questo accompagnamento dei pizzicati del violoncello e la melodia, proprio è come se fosse una giornata un po' uggiosa d'inverno dentro casa con un fuoco acceso, provate a immaginare. Buon ascolto. Grazie. Inquadrare anche i ragazzi, poi dopo qualcuno di loro verrà a parlare con noi, quindi grazie anche davvero perché sentiremo delle altre esperienze. Assessore, comincerei da lei ovviamente. Si finisce una settimana straordinaria, è stato bellissimo, gli approfondimenti, un altro lo faremo adesso insieme con tutti gli altri ospiti. Che bilancio vuole trarre? Beh, un bilancio positivissimo, ma soprattutto per questa esperienza che stiamo vivendo adesso in questo momento è proprio legata ai progetti che le aziende sanitarie assieme ovviamente ai ragazzi hanno permesso di mettere a terra, e grazie alla collaborazione anche della parrocchia di Cortina, e voglio ringraziare Don Ivano perché con i ragazzi che abbiamo qui oggi hanno avuto l'opportunità di sviluppare non solo un'autonomia abitativa, un'autonomia lavorativa e anche diventare dei volontari proprio sia per le Olimpiadi che le Paralimpiadi, e credo che questo sia effettivamente il messaggio importante, che la comunità ognuno nelle sue parti può essere un valore aggiunto, anzi aggregante di tutto. L'opportunità che hanno avuto grazie a questa esperienza di avvicinarsi, fare un'attività lavorativa ma anche vivere insieme, avere dei momenti insieme, credo che sia il più bel messaggio per far capire che l'inclusione passa attraverso un lavoro di tutti, il lavoro di averli messi assieme. Ringrazio i professionisti delle aziende sanitarie, i ragazzi che sono venuti poi da tutta la regione Veneto, da tutte le ULSS che sono rappresentati qui oggi, ma davvero questa aggregazione che permette di capire come nel progetto di vita della persona, la persona nel proprio principio di autodeterminazione può davvero raggiungere i propri obiettivi con la collaborazione della rete che è costituita dalla comunità. E credo che veramente il messaggio importante che queste Olimpiadi e le Paralimpiadi stanno dando è che davvero possiamo lavorare ancora di più perché nessuno si senta escluso nella comunità, ma quei limiti che ogni tanto noi riteniamo possano esserci, possono essere abbattuti con la volontà e con l'opportunità dello sport. E quindi sempre di più, e sono contenta che il Presidente, avendomi dato le deleghe sia del sociale che dello sport, diventano fondamentali. Fuse. Perché assolutamente. Ed è stato bellissimo perché prima abbiamo conosciuto alcuni, poi verranno Achille, Gianmaria, Vittoria, posso anticipare, no? Hanno raccontato altri ragazzi in questa settimana
la loro storia all'interno del villaggio olimpico, non solo quello che è stato fatto in questi mesi, ma era la luce nei loro occhi, bellissima, no? Quindi dopo aver vissuto questa esperienza. Certo, e questa è una cosa bellissima, aver visto la loro soddisfazione. Sì. Poi chiameremo anche Gianmaria, che insomma su cui è stato un po' uno degli ultime new entry, insomma, del progetto, però vedere loro, poi ricordo anche Stella quando ci siamo viste col ministro della disabilità, perché veramente è stata anche un'opportunità anche di incontro. Credo che veramente sia una possibilità che viene data perché ognuno possa avere naturalmente delle opportunità all'interno del contesto in cui vive, e credo che la parrocchia di Cortina in questo senso, e quindi la disponibilità di Don Ivano, sia stata fondamentale, perché il luogo in cui è posizionata è assolutamente accessibile ed è veramente un'opportunità che cercheremo di lavorare proprio per arrivare ad includere anche ulteriori opportunità. No? Dopo lo diremo. Assolutamente, dopo lo diremo. Sì. Allora, ricordo, sono con noi anche Simona Sforzin, direttori, e Paola Paludetti, che sono direttori dei servizi sociosanitari rispettivamente ULS 4 e ULS 1. Ecco Paola, cominciamo da lei. Noi abbiamo fatto vedere poco fa, e scorrono anche le immagini, se Antonio Esposito ci aiuta in regia con Alessandro Garziera. Ne approfitto per ringraziare anche i responsabili di questo progetto per noi, Paolo Bottero, qui ci sono Simone Merlo, Tommaso Migot, Stefano Bozzi, che hanno lavorato insomma tutta la settimana anche con altri colleghi. Insomma, abbiamo visto delle immagini e anche delle testimonianze molto belle in quel video, che adesso continua a scorrere. Che cos'è, ce lo raccontate? Sì, la bellezza del progetto è proprio quello di vedere tutte le aziende sanitarie insieme. Tra l'altro prima l'assessore sottolineava l'importanza di essere tutti uniti. Oggi è davvero una testimonianza incredibile, perché io di questi ragazzi alcuni li ho visti nel primo turno, quindi all'inizio delle Olimpiadi, e oggi sono qui nella chiusura delle Paralimpiadi. È una cosa straordinaria. Del resto questi 24 ragazzi che hanno fatto parte di questo progetto si sono trovati insieme fin dall'inizio, perché la prima sperimentazione, se ricordate, per avere il pass piuttosto che per conoscere l'ambiente dove siete ospitati qui in centro a Cortina, piuttosto che conoscere il villaggio, aver fatto anche la formazione insieme, penso sia stata una cosa straordinaria. Cioè il gruppo di tutti voi 24 oggi che vi troviate, chi sta finendo il turno dei 15 giorni, ma anche per esempio Vittoria, che era fin all'inizio, e tra l'altro che io ho visto Vittoria ha fatto Olimpiadi invece, no? Ha Era fatto nel villaggio alle Olimpiadi. E Vittoria e Achille erano poi, non so, non vedo Stefano perché forse oggi no, però che erano insieme al villaggio olimpico, e dove veramente ho toccato con mano quanto la condivisione all'interno del villaggio sia stata straordinaria. I volontari stessi che insieme a loro l'altro gruppo di volontari, diciamo, che facevano un po' da tutor, hanno testimoniato quanto la condivisione con questi ragazzi sia stata straordinaria e quanto questi ragazzi abbiano portato di valore aggiunto alle attività che venivano svolte. Quindi anch'io ho gratitudine come azienda sanitaria di questo loro agire, diciamo, di questo loro fare, e anche del percorso che hanno fatto poi al di fuori del villaggio olimpico. Come diceva l'assessore, l'esperienza all'interno della struttura nella quale loro hanno anche potuto mettere in atto le loro autonomie, o migliorare le proprie autonomie, o condividere le proprie autonomie. E donare anche agli altri. Donare agli altri. Sì, questo è un passaggio molto importante. Chi ha passione del far da mangiare. Tenga bene il microfono vicino, chi ha passione del far da mangiare, piuttosto che... Poi credo anche le uscite in città, si ricordava con qualcuno di voi prima, fotografie particolari fatte. Achille sorride, questo mi preoccupa, ecco. Perché se vuoi ha qualcosa da raccontarci dopo, voglio sapere. Dopo mi sa che dovremmo dirlo. Ecco. Voglio sentire anche Simona Sforzin per l'ULS 4 invece, anche perché il titolo, abbiamo detto, di questo progetto è Dai mari ai monti, il turismo non va, l'inclusione non va in vacanza, no? Ed sta nel senso di quelle immagini, di quel progetto che voi avete anche certificato in quel racconto lì, cioè? Il progetto Turismo Sociale Inclusivo nasce nel 2017, quindi ormai è un ragazzino, e nasce proprio in ragione di opportunità di poter nella spiaggia sostanzialmente di Jesolo costruire un contesto che fosse accogliente e accessibile anche per le persone con disabilità, e dopo da questo si è sviluppata l'opportunità proprio di
portare anche nelle strutture ricettive del litorale dei progetti di inclusione lavorativa, e quindi le nostre strutture per la disabilità, insomma i servizi di inclusione lavorativa, hanno cominciato a lavorare con le strutture, quindi con gli albergatori, i ristoratori, per trovare dei setting congeniali per sviluppare proprio autonomia nella vita, nelle capacità di stare in un contesto lavorativo anche per le persone con disabilità. E questo sappiamo che è un'esperienza fortemente autonomizzante, quella di poter lavorare, che è diverso da stare in contesti magari scolastici o educativi, e quindi il lavoro è molto... Mi ha colpito una delle ragazze di questa settimana, non ricordo se era proprio Stella, che citava l'assessore poco fa, che ha detto insomma, per me è stato bellissimo perché l'autonomia anche in questi giorni, no? Cioè in questo progetto l'autonomia, i miei non mi mancavano, so che io mancavo a loro, cioè quindi anche lo stare da solo, che era bellissimo, mi ha colpito. Ecco, ti ho beccato, vabbè, me la ricordavo, ho visto la TV, prego, scusi. Certo, perché anche la possibilità di trascorrere dei periodi fuori casa e quindi di sviluppare un minimo anche di autonomia abitativa, cioè vivere da soli insieme a dei coetanei con i propri educatori senza il supporto dei genitori. Esatto. Anche questa è un'esperienza che è stata per qualcuno nuova e mai esperita prima, la prima volta. Quindi in tutto questo sono tutti contesti della nostra vita, dell'esperienza esistenziale di ciascuna persona, che cerchiamo di sviluppare proprio per favorire il più possibile l'inclusione e l'autonomia delle persone. Devo dire che in questo il progetto, che nasce anche per rendere accessibili tutti i luoghi turistici della Regione Veneto per i turisti con disabilità, quindi questo è l'altro aspetto, no? Estremamente interessante, perché andare in vacanza deve essere un diritto di tutti, e poterlo fare presuppone avere dei contesti accessibili che non sono solo l'accessibilità fisica, non stiamo parlando solo di barriere architettoniche, stiamo parlando di accessibilità anche culturale, di accoglienza e di capacità anche del contesto nostro, sociale, comunitario, di accogliere. Dell'imprenditore, certo, no? Di sapere come accogliere esattamente, anche questo è un nodo fondamentale, no, Assessore, questo passaggio? Assolutamente sì, perché va in linea proprio nelle modalità proprio di approccio, ma soprattutto in quella cultura che poi è la nostra, quella di apertura proprio rispetto alle persone e quindi insomma all'inclusione anche di questa parte. Davide non me ne voglia, ma io vado con le signore, poi no? Prima con le donne e poi giusto? Quindi arrivo a te, noi ci il tu. Anna Della Lucia, assistenza religiosa ODAR di Belluno, che è partner appunto per gli inserimenti lavorativi. Voi avete due strutture. Esatto, sì. Raccontiamo anche la nostra esperienza. Sì, grazie. Il nostro ente diocesano gestisce delle strutture ricettive, in particolare due sono al mare e noi in montagna, Villaggio San Paolo a Cavallino Tre Porti, invece la Gregoriana qui vicino ad Auronzo di Cadore. E abbiamo avuto modo di collaborare con l'azienda sanitaria in passato, proprio anche noi tramite il progetto di turismo sociale, quindi con degli inserimenti nell'ambito della ristorazione, della manutenzione, del giardinaggio, quindi proponendo delle attività lavorative durante la stagione estiva che andavano poi a sposarsi con delle attività di condivisione e relazione con gli ospiti e i volontari presenti nelle nostre strutture. Una delle caratteristiche forse più significative appunto della nostra accoglienza diocesana è che al di là del personale dipendente che naturalmente si occupa della proposta di servizio con un'attenzione particolare all'accessibilità, ci sono anche circa 400 ragazzi e ragazze delle scuole superiori che ogni estate scelgono di dedicare del tempo al volontariato, che è uno dei temi anche preziosi proprio anche di questa... Affiancarvi, aiutarvi. Esatto, nella gestione dell'accoglienza turistica di fatto, per cui nella proposta di attività di animazione, nella cura delle aree verdi, nel supporto all'accesso all'area ristorante, nel momento del bagno in mare o di una passeggiata in montagna. Ecco, e all'interno di questo gruppo molto folto abbiamo diversi ragazzi e ragazze con disabilità che proprio grazie anche alla rete con le ULS del territorio, con le associazioni del territorio, fra cui anche ASSI, riusciamo a coinvolgere per i progetti di volontariato e di autonomia. E curiosità, cosa vi ha, la sorpresa che vi ha, no? Stare al fianco di questi ragazzi? Una sorpresa? Ma che a volte, anzi senza a volte, lo stare insieme cambia più di tante parole che a volte possiamo, è vero, no? e i progetti che possiamo scrivere su carta. Il vivere insieme, il fare con e non solo fare per è la vera chiave di svolta a nostro avviso.
Davide, sei Ecco. d'accordo? Saluto Davide Giozzetto, ho detto prima, Associazione Sociale Sportiva Invalidi, Sedico, non solo curling nel tuo caso, ma anche capitano della nazionale di rugby, rugby vero, Carrozzina, no? sì, Carrozzina, sì. quindi Sì. grazie Davide, e soprattutto in questi giorni stai commentando. Sì, sto commentando il curling paralimpico, quindi sono il commentatore tecnico a fianco al telecronista di Rai 2, Rai Come sta Sport. andando dal tuo punto di Allora, vista? benissimo, insomma, quando si parla di sport, poi che sono un uomo di sport, fa assolutamente bene tutti. Ricordo sempre che lo sport è quello strumento eccezionale di inclusione e integrazione che assolutamente va sfruttato proprio in tutti questi percorsi. Io ne parlo perché l'ho vissuto in prima persona, ho fatto tanti sport e so come lo sport è quello strumento che mi ha fatto riappropriare della mia seconda vita, se così possiamo chiamarla, me l'ha fatta vivere appieno, e da quello sport noi come anche associazione proponiamo veramente tutta una serie di attività, perché vogliamo veramente che le persone non guardino a quello che manca, ma a quello che possono fare con quello che hanno, e assolutamente messi nel giusto contesto sono in grado veramente di sviluppare tantissime attitudini e tantissime cose e di far vivere loro una vita pieno. Bellissimo è proprio questo esempio di questo progetto, che tanti ragazzi messi nel giusto contesto hanno potuto provare esperienze assolutamente uniche, anche esperienze lontane da casa, perché spesso e volentieri sono le stesse famiglie che creano anche un po' di capanne di vetro, hanno paura di provare a far loro delle esperienze che invece sono assolutamente eccezionali per loro. Credo che ognuno di loro porti a casa qualcosa di eccezionale e soprattutto si cambia la cultura di quello che è la nostra regione, il nostro paese, perché abbiamo bisogno di far vedere queste persone, abbiamo bisogno di far vedere che noi esistiamo, noi portatori di disabilità, noi persone comunque, siamo sempre delle persone, e quindi bisogna partire da questo concetto che ogni persona ha diritto anche di poter scegliere cosa fare, ha diritto di poter fare qualsiasi tipo di cose, quindi noi dobbiamo metterli nelle condizioni di poter fare queste esperienze. Beh, bravo, farei un applauso bellissimo per condivido appieno. Davide, adesso assessore scegliamo un primo ragazzo dei ragazzi che verrà qui. Beh, è vero, cioè, studiate anche le possibilità di affrontare la montagna, ho letto bene, cioè itinerari, è vero? Sì, perché non bisogna porre dei limiti a niente. Certo. È ovvio, noi parliamo di montagna, e montagna di per sé è un ambiente inaccessibile, quindi uno non penserebbe mai proporre alla montagna di fare passeggiate, camminate e tutto, perché è il primo aspetto che la montagna ti pone. E invece abbiamo capito che conoscendo il territorio ci sono veramente 1000 opportunità anche lì, abbiamo lavorato per mappare proprio dei sentieri, dei rifugi, per far vivere ad ogni persona delle esperienze anche ad alta quota. Lo stesso, dico sempre, la stessa anche cabinovia, funivia che ti porta in alta quota, non ti permette magari di muoverti lì tanto in alta quota, però quella terrazza sul rifugio, quella terrazza panoramica è un'esperienza che assolutamente si vive in modo pieno. È Hai la ovvio, possibilità di conquistare la vetta, no? Cioè tu dici, certo. è un modo di sentirsi un po' alpinista, Certo. e di vedere le bellezze delle nostre montagne, perché in dubbio questa bellezza nessuno ce la può assolutamente togliere. Prima di sentire anche un altro brano di Ernesto e Riccardo, assessore, chi chiamiamo per una testimonianza che credo che sia, cogliendo quello che dice Davide, anche la cosa più bella, no? Sentirvi, ascoltarvi. Beh, io credo Gianmaria, dai, Gianmaria, chiamiamo dai. Gianmaria. Gianmaria qua. Vieni qua. Cosa facciamo? Beh, ti metti vicino a me. Vuole introdurre e dire lei qualcosa, assessore? Allora, Gianmaria è la dimostrazione che il lavoro di squadra funziona sempre, vero Gianmaria? Come siamo arrivati all'obiettivo? Intervista all'assessore. È stato... Ricordi il tuo il cognome, Gianmaria? Peruzzo Gianmaria. Peruzzo, vai. Io volevo ringraziare soprattutto l'assessore che mi ha reso contento di questa esperienza, perché ho avuto un problema con l'accredito e senza di lei non sarei qua. Tu cosa hai fatto in questi giorni? Ieri, la prima esperienza che ho fatto, sono andato io al villaggio a fare l'emozione, scusate. Beh, è normale, eh? Applauso, dai, che vuoi? Anche perché, Vittoria, ti ho già visto, so che tu hai incontrato Federica Brignone, quindi dopo dovrai dirci qualcosa, quindi, vai. Io ero nel guardaroba, mi hanno messo nel guardaroba, poi arrivava un atleta, io dovevo dargli il numero, perché Per, certo. a posare lo zaino,
la roba, gli zaini e il borsone, perché non potevano entrare in mensa. Senti, è vero che poi, non so, racconta quello che vuoi, questo è il vostro personale, no, una vostra raccolta avete fatto in questi giorni, cioè cosa sono queste? Sono spille. Riusciamo a farle vedere? Sì. Sono spille che ho chiesto agli atleti se potevo averne. Avete fatto una raccolta? Una raccolta ieri e stamattina, che ho incontrato un atleta che ho fatto anche... Quindi fino a stamattina proprio fresca? Che stamattina ho fatto la foto con un atleta insieme a Costella. Ah, ecco, sempre Stella, vedi che torna. Vabbè, protagonista assoluta, prego, Assessore. Gian Maria, però dobbiamo dire cosa abbiamo chiesto al ministro Locatelli quando è venuto a trovarvi da Don Ivano, che è la cosa importante, quindi di fare cosa rispetto a questa esperienza? Di farne altre esperienze. E quindi di finanziare nuovamente nuove. questo progetto, perché Esatto. arriva da un finanziamento del Ministero della Disabilità e quindi che debba essere Tornare a fermato. finanziare. Sì, Va bene. esattamente. Grazie Gianmaria. Grazie. Noi prima della pubblicità ci siete voi. Quindi cosa facciamo adesso? Vi ascoltiamo. Grazie davvero, complimenti Gianmaria. Bravo. Ora nel Settecento come Vivaldi, ma ci spostiamo nel senso che è un arrangiamento che è stato fatto su un tema di Handel da un compositore norvegese che si chiama Halvorsen per violino e violoncello, e è la passacaglia di Handel. Buon ascolto. Ci siamo? Torniamo in diretta da Cortina d'Ampezzo, Casa Veneto per questa puntata straordinaria, l'ultima di questa settimana. L'assessore oggi mi aiuta, fantastica, grazie Paola Roma. Abbiamo Vittoria Lorenzon, ti ho già salutato prima e poi abbiamo una piccola sorpresa, idea dell'assessore in diretta, lo faremo tra poco. E raccontaci cosa sono stati questi giorni per te. Vai. Cosa ti ha emozionato, cosa hai fatto durante Allora... Sì, si sente. Allora, tra questa esperienza, comunque è stata la mia prima esperienza fuori casa, senza genitori. Praticamente, 2 settimane passano in fretta, quindi la nostalgia non è che lo senta chissà quanto. Posso dire che come gruppo, il gruppo 1 è molto bello, perché praticamente fare esperienze con persone di tutta Italia è una bella emozione, fare amicizie nuove, amicizie significative che poi ti restano, abbiamo già il numero di telefono, ci sentiamo, videochiamate, è importante, secondo me è importante. 2 priorità nella vita, sia l'amore, che è una priorità che per me è importante, ma soprattutto direi l'amicizia, perché l'amicizia è quella che lega praticamente fatalità,
e quindi vorrei parlare di sport perché lo sport è importante per tutti, sia persone normodotate come me, sia persone disabili che hanno delle difficoltà paralimpici, e in questo modo vorrei fare pubblicità alla mia squadra al Pacchiara, che mi è sempre stata vicino, e voglio mandare questo messaggio alla mia squadra e salutare tutti, soprattutto tutti gli allenatori in primis, e in primis anche la mia grande presidente Francesca Mariconta. Abbiamo una sorpresa per te. Grazie mille. Abbiamo una sorpresa per te, l'idea dell'assessore giustamente in diretta. Chi è che ci porta? Prego, grazie mille. Grazie davvero, guarda, perché si è accorta che mancava, è vero? Sì. Questa è la spilla di Casa Veneto, quindi sta bene insieme a quelle che hai raccolto in questi giorni. Spero, ecco, di fare io senza danni, conoscendomi. Ecco qua, hai visto, così ne abbiamo aggiunto un'altra. Dai, grazie a Vittoria Lorenzon. Grazie davvero, complimenti Vittoria, prego accomodati pure. Io torno con Simona Sforzin, ULS 4, perché ovviamente poi ricomincio da voi, sentiremo un altro brano, abbiamo altre interviste, insomma dobbiamo fare veloci perché abbiamo ovviamente molti spunti. Cosa resta dopo questa esperienza? Cosa resta? Perché il rischio è che, spenti i riflettori, poi nel tornare nelle nostre routine si vada sprecata anche tutto quello che abbiamo appreso anche da queste esperienze. L'apprendimento, per esempio, di poter stare fuori con i ragazzi 3-4 giorni e in vacanza, portando anche, per esempio, dal mare alla montagna o dalla montagna al mare, abbiamo visto che si può fare, il progetto lo consente. Le strutture ci sono, prima l'assessore citava le parrocchie, ma questo è diffuso, e quindi questa deve essere assolutamente una ricaduta che lasciamo e che portiamo avanti, sfruttando tutti i siti turistici della nostra regione, che sono praticamente in tutte le province. Quindi anche provare a cambiare la prospettiva rispetto alla qualità di vita delle persone che anche seguiamo, offrendo anche proprio delle vacanze, certo. Delle vacanze. Questo non è così semplice perché non è facile per le aziende organizzarlo, ci sono una serie di... Il progetto lo consente, per questo auspichiamo che possa proseguire anche da questo punto di vista. E poi cosa resta? Quello che abbiamo un po' sentito in questi anni anche da chi ha ospitato gli inserimenti lavorativi è che resta la disinvoltura con cui affrontare la disabilità. Io userei questo termine. La disabilità mentale e cognitiva a volte spaventa perché non si sa come affrontarla, e invece stare insieme in cucina, in giardino, cambia anche tutto. per le persone, chiamiamole senza disabilità, cambia l'approccio alle persone con disabilità, e questo poi, come dire, si propaga spontaneamente perché è una diffusione che avviene in maniera proprio naturale. Quindi chi partecipa tende a ripartecipare, diciamo, a riaccogliere anche gli anni Sì, certo, successivi le assolutamente, strutture. soprattutto quando le esperienze sono certo. positive e di valore, perché si vede che sono di valore sia dal punto di vista poi del cliente, Certo. sia dal punto di vista dello spirito con cui la squadra accoglie e lavora, e questo l'abbiamo avuto proprio le testimonianze, è un grande valore che resta e che si sta diffondendo anche in strutture e imprese e aziende che non hanno nulla a che fare con il turismo, ma che sono il tessuto produttivo della nostra regione, e anche lì le esperienze di inclusione lavorativa sono state molto felici. Poi ovviamente bisogna trovare la persona giusta per il contesto giusto, certo. gli spazi giusti, insomma in questo gli educatori dei SIL è il loro mestiere, lo sanno fare molto bene. Il servizio di inserimento lavorativo. Esatto, no? sì. E quindi io direi che questo poi propaga e dissemina inclusione in maniera naturale. Ecco, questo credo sia quello che dobbiamo continuare a fare. Direttrice Paludetti, per lei? Oltre alle cose di tipo sensibilizzazione e anche, come dire, mantenere poi dopo l'esperienza attuale delle Olimpiadi e Paralimpiadi, è necessario anche avere però strutture e materiali. Per questo noi abbiamo già acquisito e acquisiremo attrezzature,
utili. Abbiamo anche con Davide condiviso alcune scelte utili sia per attività sportiva invernale per persone con disabilità, sia estive, per esempio strumenti che aiutino anche a superare i dislivelli nei sentieri, diceva prima Davide, per arrivare ai rifugi, no? Allora i famosi propulsori adesso sono anche termini tecnici, ma che aiutano le persone che vengono, peraltro possono venire da tutte le regioni d'Italia ma anche al di fuori dell'Italia, e attraverso quello che è lo strumento tecnologico oggi anche molto di facile accesso, le app, poter anche prenotare l'utilizzo di queste attrezzature che potranno essere messe a disposizione delle persone, oppure il monosci per esempio per lo sport invernale. L'altra cosa è anche all'interno delle città, quindi anche in provincia di Belluno, garantire alle persone anche con disabilità di tipo, non so, ipovedenti, piuttosto di che avere dei percorsi di avere esattamente mappe tattili, piuttosto che altra strumentazione utile anche, per esempio adesso per le Olimpiadi e Paralimpiadi è stata attivata l'audiodescrizione che garantisce, che sembra una banalità, nel senso che dici comunque c'è il cronista, Davide ne è testimone, ma in realtà per le persone ipovedenti o cieche avere una descrizione della gara che contestualizza anche la tuta rossa che può avere un atleta piuttosto che l'ambiente, sicuramente è facilitante per le persone che stanno ascoltando, coinvolge, ma no? esattamente, Certo. ma Sì, anche sì. coinvolgente. Allora, voglio tornare all'assessore Roma. Noi abbiamo detto qualcosa dobbiamo dire di Don Ivano, il rapporto con Don Ivano Brambilla, e ho visto che il progetto, quello di cui stiamo parlando, almeno così ho capito, è attivo fino al 30 novembre di quest'anno. L'obiettivo ovviamente... No? Sì. Andare avanti? Sì, assieme ai Cosa possiamo ragazzi, dire? insomma, abbiamo strappato già al ministro Locatelli quando è venuta l'opportunità di poter continuare, e il ministro crede molto effettivamente in questo. Sono perché contente, le parte direttrici anche il progetto di vita proprio va avanti. legato alle persone con disabilità, quindi la nostra necessità è proprio di lavorare in questo. E poi dall'altra parte un'altra delle cose su cui stiamo lavorando anche con la conferenza Stato-Regioni, quindi con gli altri colleghi, è proprio questo DPCM oratori, su cui naturalmente vogliamo lavorare, parte dallo sport. Cos'è? Beh, è una possibilità che viene data proprio a questi luoghi importanti, che voglio dire rappresentano anche la storia dell'aggregazione, di poter fare degli investimenti per permettere un po' a tutti di fruire di questi spazi. Significa un cambio di paradigma, è appena passato nel tavolo legato allo sport e naturalmente adesso transiterà rispetto alla parte del sociale, perché grazie anche alle associazioni e al terzo settore si possa lavorare di squadra e creare dei momenti di aggregazione, anche sistemando chiaramente anche questi spazi, ma soprattutto creare delle opportunità ai ragazzi anche dopo il doposcuola di quell'attività sportiva che è propedeutica all'attività legata allo sport, perché non tutti possono praticarla. La nostra volontà è quella di proprio far avvicinare sempre di più, lo diceva prima perfettamente Vittoria, avvicinarsi all'attività sportiva permette non solo di tenersi nella parte della prevenzione, ma veramente creare squadra, aggregazione e naturalmente ripristinare anche quei luoghi. Io su questo caso veramente è stata una grande intuizione quella di lavorare proprio anche rispetto all'opportunità della canonica di Don Ivano e quindi di questi spazi, e chissà che ci sia l'opportunità di riqualificarli in un lavoro di squadra, perché nessuno all'interno della comunità in questi progetti si deve sentire escluso. Certo, ognuno metta il proprio. Però abbiamo sentito una notizia, e una buona notizia soprattutto. Allora, Davide e Anna, prima di tornare poi ai ragazzi e sentiremo Achille tra poco, Facciamo prima Anna per non fare gaffa. no, vabbè, dai, adesso l'ho fatto prima, adesso vabbè, no. Vabbè, adesso scherzo, però no, dopo sottolineiamo anche le immagini invece, perché voglio ricordare a Antonio Esposito e regia di fare vedere. Davide, mi ha colpito tanto di ovviamente quello che ti senti, anche quanto ricordavano poco fa le direttrici, cioè la risposta di chi ha a che fare con i ragazzi che hanno una disabilità, no? Quello mi piace molto, nel rompere un muro forse, no? Cosa dici tu? Sì, allora per noi associazioni, noi che lavoriamo con questi ragazzi è una cosa normale, noi Certo. sappiamo quanto questi ragazzi possono dare, quanto messi nella giusta condizione sono assolutamente una risorsa e non un peso. È ovvio, in certi contesti, qua siamo a Cortina da questo punto di vista aveva tutt'altra clientela, quindi era abituato a standard completamente diversi. Far vedere queste Paralimpiadi che sono arrivate qua a Cortina ha aperto tanto anche in loro, far vedere che questi ragazzi possono essere assolutamente sfruttati in qualsiasi ambiente, nella cucina, in qualsiasi cosa che
fa aprire loro e fa conoscere il loro mondo, perché, è bello, perché sì. fondamentalmente Certo. loro non conoscevano questo mondo. Quando le prime volte venivo qua in montagna, negli alberghi, per far capire loro che quello che stava succedendo, loro hanno detto: caro Davide, effettivamente qua da noi una persona in carrozzina non è quasi neanche mai venuta, quindi noi non sapevamo nemmeno di che esigenze c'erano bisogno all'interno dei nostri locali. Quindi è fondamentale proprio questa Paralimpiadi, queste Olimpiadi, perché siamo sotto il faro di tutto il mondo, e partire proprio qua da noi, dalla nostra provincia, dalla nostra regione, nel creare qualcosa che sia completamente diverso, far capire che c'è un mondo del lavoro, ma un mondo anche del turismo, perché poi il turismo, quello delle persone con disabilità, si muove di massa, si muove con tante persone, quindi bisogna tener conto che una famiglia, nel mio caso in carrozzina e tutto, si muove con tutta la famiglia, rimane più giorni e soprattutto si muove in periodi che non sono quelli canonici, quelli di alto turismo. Magari Quindi in altri periodi. in certo, altri periodi, certo. perché si hanno momenti e spazi in altri periodi. Quindi anche da un punto di vista di quello che è un aspetto anche economico bisogna fare i conti anche con questo. Credo che queste opportunità siano davvero fondamentali. Grazie Davide, davvero sempre. No, ragazzi, avete capito? Sentiamo pure Anna e poi torniamo a voi. Vi presentate, non l'ho fatto prima, anche voi dite qualcosa, poi dopo quello che ha detto, che stiamo dicendo, niente di banale, tutte cose molto belle, profonde, esperienze, vita vera, è merito vostro, cioè avete capito cosa avete fatto. Ecco, Anna, volevo ricordare proprio anche Antonio Esposito e regia di far vedere anche le vostre immagini, se vuoi ovviamente aggiungere qualcosa anche tu, delle vostre strutture. Sentendo, no? Per dare un po' di risonanza anche a quello che è stato detto finora, credo che è proprio una parola che ci possiamo anche portare a casa, è un certo stile, no? nel scegliere di vivere l'accoglienza del nostro territorio, lo stile nel fare comunità, nel scegliere che ci possono essere linguaggi diversi anche per stare insieme, e noi questo lo viviamo appunto ogni anno tramite il volontariato sicuramente, quindi volontariato che parla di accoglienza, di tempi che ci dedichiamo per stare insieme, per conoscerci, per capire qual è il modo migliore anche per accogliere gli ospiti con o senza disabilità che abitano durante la stagione estiva e invernale nelle nostre strutture, tempi per fare rete con i servizi del territorio, per progettare, programmare insieme, per raccontarci, anche per fare verifica di quello che sono poi i progetti che vengono portati avanti, ecco. Quindi questo stile che noi speriamo appunto di poter testimoniare anche proprio grazie alla possibilità di portare avanti esperienze lavorative di volontariato di questo tipo, ecco. Sicuramente il coinvolgimento del mondo dei giovani è una delle sfide più affascinanti ma anche più arricchenti che noi viviamo quotidianamente, e vediamo che proprio dando la possibilità di avere degli spazi e appunto, ripeto, dei tempi dove essere protagonisti insieme, creiamo quotidianamente cambiamento, e questo credo sia un po' il messaggio e anche l'auspicio che possiamo fare a partire dal nostro territorio. Creiamo ogni giorno cambiamento, molto bello. Allora andiamo da Ernesto Campagnaro e Riccardo Baldizzi, ho detto voi diplomati con il massimo dei voti a Castelfranco, no? Ricordo bene? Quindi di Asolo Musica, dite qualcosa anche voi di vostro, no? Nel presentarvi. Poi sì, esatto. Andate pure con un brano, prego. Certo, grazie mille intanto, siamo molto felici di essere qua. Sì. Noi due ci siamo conosciuti proprio studiando al Conservatorio di Castelfranco Veneto e siamo di queste parti, quindi è anche molto bello suonare nel nostro territorio, è bellissimo, sì. E poi ci siamo trovati in realtà casualmente a studiare entrambi a Lugano in Svizzera, e siamo andati infatti anche a convivere perché ci conoscevamo già. Siamo stati coinquilini per 2 anni, anni in cui abbiamo scoperto di suonare molto bene, molto volentieri assieme, e quindi stiamo continuando da quanti anni ormai? 4 anni a suonare praticamente molto spesso in duo, e ci divertiamo. Cosa ci proponete adesso, Riccardo? Adesso vi proponiamo, rimaniamo nel Settecento, è un'invenzione a 2 voci di Johann Sebastian Bach, compositore tedesco, trascritta, è un pezzo scritto originariamente per clavicembalo, che qui è trascritto per violino e violoncello. Buon ascolto. Grazie.
vieni a raccontare anche tu, no? Hai un'intervistatrice d'eccezione, l'assessore Paola Roma, quindi no? Vieni pure avanti, Achille. Bonadio, il tuo cognome, com'è andata? Raccontaci un po'. È stata un'esperienza che rimarrà sempre, perché è stata un'esperienza molto, molto bella, e soprattutto con ragazzi che come me, e vivere con loro è stato molto molto bello, interessante. E poi io cucinavo anche, cucinavo molto per loro. Cosa facevi? Che cosa cucinavi? Un po' tutto, diciamo. Sì? Sì, un po' tutto. Sì, me la cavo, dai. Bravo. E poi io lavoravo nella messa degli atleti. Ma quindi avevano gusti strani, dovevano stare leggeri. Allora, loro avevano tutto un menù a parte, al posto di noi volontari, esatto. E poi il mio lavoro consisteva, insieme a un altro, sempre del mio gruppo, consisteva in quante 8 persone arrivavano ogni mezz'ora. Avevamo un contapersone e poi ogni mezz'ora lo azzeravamo, lo scrivevamo su un foglio, quindi, e poi al pomeriggio ci riposavamo tipo un'oretta, poi andavamo in giro, se c'era bel tempo andavamo in giro per Cortina, facevamo 2 passi. Oppure se era brutto tempo rimanevamo in appartamento. Dimmi la tua emozione, che esperienza. Intanto, quindi, se qualcuno ha vinto le medaglie è merito della tua dieta, diciamo, no? Di quello che avete cucinato, quindi dobbiamo dirlo. Però la tua emozione qual è stata? Allora, è stata un'emozione di felicità, perché appunto essere la prima settimana, il primo gruppo di volontari e essere scelti così per primi, e io e il mio gruppo, è proprio un'emozione e un orgoglio che porterò sempre dentro. Bravo. Sì, bravo. Poi la vostra mission del turismo inclusivo è proprio l'inclusività e è l'esempio di quello che hai sostenibilità, fatto, no? esatto. Certo. Esatto. Non so se l'assessore ha delle curiosità, posso scusare? Cioè, qua, quanti ne hai? Sei quello che ne ha più di tutte qua? Ce l'hai quella della Casa Veneto? Perché oggi abbiamo visto che quella è altro giro. Vabbè, e ne hai più di tutte. Sì, come funziona? Cioè adesso quelle chiedevi? No, perché in pratica gli chiedevo se aveva una PIN in inglese e loro gentilissimi, perché anche quello, una cosa che mi portavo sempre dentro è stata la gentilezza con cui gli atleti parlavano. Cioè c'è un clima. C'era stato proprio un clima di gentilezza e di amorevolezza proprio tutti tra di loro. Bello, quindi mi è proprio piaciuto. Bello. Non so se sa delle curiosità anche lei oppure. Achille, che sport ti è piaciuto di più? Il curling, perché siamo andati un giorno a vedere. Davide, è un successo pazzesco sto curling, io te lo dico. Siamo andati a vedere un giorno una gara di curling, appunto qua per la città Cortina, ed è stato molto molto interessante perché è uno sport che non conoscevo, certo. ed è stato molto molto bello perché è uno sport sia di tattica che di strategia, quindi sono delle cose che a me piacciono. C'è? Ce l'abbiamo, guarda che sorpresa! A 2 addirittura, però, vedi, quindi adesso dobbiamo. Vabbè, senti, io ho paura di. Vado? Attenzione. No, forse scegli tu il dove. Dove c'è spazio? Non c'è più spazio, è incredibile. Senti, facciamo così, te le lascio, così poi fai tu con calma. Grazie davvero Achille Bonadio, grazie per essere stato con noi, complimenti. Grazie, bravi ragazzi, fantastici, grazie assessore. Grazie. Quanto abbiamo? 4 minuti, magari poi chiudiamo con un ultimo brano, vero? Ok, dobbiamo andare velocissimi. Davide, un successo straordinario, il curling proprio diventa l'emblema, poi siamo nella terra qui vicino, insomma, di Costantini, quindi noi l'abbiamo vista e seguita, lei alle Olimpiadi, ora alle Paralimpiadi. Sì, il curling è uno sport che qua a Cortina assolutamente si conosce, però il pubblico da casa obiettivamente lo vedo ogni 4 anni perché è uno sport davvero di nicchia, e il mio auspicio è proprio quello che, insomma, ci siano più palazzetti nel territorio, nel senso che è uno sport di nicchia perché viene fatto esclusivamente in montagna e sono poche i campi e le piste da curling. Sarebbe da proporre qualcosa nelle grandi metropoli, trovare quindi gli spazi per costruire queste cose, perché avvicinerebbero veramente tantissime persone allo sport. È uno sport che abbiamo visto si può fare anche
diciamo, quando l'età avanza, perché non richiede tantissimi sforzi da un punto di vista fisico. Sono passato a quello proprio perché i regali della carta d'identità, insomma, non mi permettono poi di fare gli altri, quindi io punto molto su questo. Il curling, come diceva giustamente, sta appassionando veramente tutti. Sì, è pazzesco. Tutti ormai... Ma qual è il segreto? Cioè, il fatto che è una cosa strana. Tutti ormai lo capiscono, anche tutti ne sanno. Sì, abbiamo dei grandi esperti. Ero lì in tribuna ed è bellissimo sentire i commenti di tutti che sanno come si gioca a curling. La cosa adesso. più assurda che hai sentito a proposito? No, ma parlano di tattiche, di cose, quindi tutte cose particolari e tutto. Insomma, però le imitazioni poi sono quelle che... Beh, allora, in generale poi comunque parlando di sport si parla di qualcosa che fa bene, quindi qualsiasi sia lo sport, io ne ho provati tanti nella mia vita e tutto. L'invito che faccio soprattutto ai giovani, che quando con i nostri progetti andiamo nelle scuole, è quello di non fermarsi davanti al primo sport, perché poi uno ne trova quello più adeguato, trova quello che fa bene. Ci sono sport di squadra, sport individuali, ognuno ha le proprie attitudini e caratteristiche, quindi... Ovviamente poi se l'assessore vuole chiudere, poi ragazzi se volete venire qui così ci salutiamo tutti durante l'ultimo brano, uno degli obiettivi in futuro potrebbe essere quello, passiamo il termine, della fusione delle Olimpiadi. È una cosa che immagini, si può immaginare? Che cosa ci vuoi dire? Allora, questo è un aspetto un po' delicato. Di sicuro io penso una cosa che è la cosa più semplice, che almeno le cerimonie siano uniche, in modo tale che lì si dia un'immagine forte di quello che è lo sport. Lo sport è per tutti, lo sport deve essere fatto nello stesso modo. Dopo sono il primo a rendermi conto che per aspetti logistici, per alcune cose, differenza anche e soprattutto in alcuni sport, si possa destinare dei periodi un po' diversi, ma anche questi periodi sono veramente avvicinati. Deve finire uno e ricominciare l'altro, comunque farli a poca distanza, però quello delle cerimonie sì, per me la cerimonia deve essere unica. Assessore, abbiamo un minuto, cosa vuole dire? Ma In chiusura di questo, io credo anche che quest'ultima giornata emozionante. Io credo che davvero l'opportunità di avere anche con voi dato un messaggio di un certo tipo legato ai ragazzi, alle possibilità che possiamo dargli, all'inserire lo sport, l'attività del volontariato, un percorso anche di autonomia dei ragazzi, credo che sia il messaggio più bello per far capire a ognuno che nella vita ci possono essere delle difficoltà, ma insomma la comunità è vicina per abbattere quei limiti, e credo che sia il messaggio più importante che dobbiamo cogliere da questa opportunità che abbiamo dato ai ragazzi, ma nel sentirsi parte anche in questi due eventi che sono avvenuti, delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, ma soprattutto che le comunità inizino senza dimenticare indietro nessuno. Quindi grazie. Grazie davvero all'assessore Paola Roma. Volete venire qua? Sì o no? Se volete, diciamo, anche l'ultima inquadratura è per tutti voi, insomma, coloro che, perché guarda che sono in tanti, non so se li avete visti poi voi da casa. Io voglio ringraziare Simona Sforzin e Paola Paludetti, che sono direttrici dei servizi sociosanitari ULS 4 e ULS 1, l'assessore Paola Roma, Davide Giozzet e Anna Della Lucia, e ora lascio a Ernesto Campagnaro e Riccardo Baldizzi l'ultimo brano. Se poi c'è tempo, Marecile, Toni, Esposito e Regia, vediamo anche l'ultimo estratto che avevamo preparato dell'esperienza del turismo sociale, altrimenti chiudiamo con voi. Grazie, prego.